Amici di Fanner, ben ritrovati dal campo Garbaglia. Torna la Lega Calcio A8, Serie A, 22esima giornata. Si sfidano Zio Mauro Maccarese e Alitalia Calcio. Sta per iniziare il match in questo momento. Il primo possesso sarà per l'Alitalia, che andrà direttamente al tiro con Bomber Severini, che va in porta. La prima parata di Vadalà. Può imbastire l'azione in questo momento la squadra di casa in maglia bianco-celeste da destra a sinistra. Risponde l'Alitalia Calcio in maglia verde da sinistra a destra. Calcaro fa sua la sfera in questo momento. Possono ripartire gli ospiti. Lungo lancio alla ricerca di Severini. Pezzo si mette davanti con il corpo. Non consente al numero 22 di arrivare sul pallone. Rimessa all'Italia. Cambio di fronte dall'altra parte. Pressato, scarica verso Calcaro, e con i piedi va in avanti. Alla facile preda di Pezzo, che si complica la vita e alza un campanile, dove si avventa molto bene e recupera lo Zio Mauro. Lancio rimpallato, colpo di testa di Pezzo, prova a mettere ordine Ottaviani, messo giù, calcio di punizione, il primo di questa gara in favore dello Zio Mauro. Destro, verticale in avanti, buono lo scambio, vanno al tiro, il palo clamoroso colpito dal numero 10 Magionami. Occasionissima dunque per lo Zio Mauro in queste prime battute. Gimelli lungo con i piedi, campanile dove c'è soltanto Pezzo che di testa rinvia in avanti. Ottaviani va lui col destro ancora una volta, palla a sfiorare il palo alla sinistra di Calcaro. Gimelli, ancora una palla in avanti, l'intervento di destro in anticipo. Pulcini all'indietro per Pezzo, testa alta, osserva il piazzamento dei compagni, opta per lo shoot lungo in avanti, non ci arriva Ottaviani, palla sul fondo. Anticipo secco, in questo caso tenta di andarsene sul fondo, la palla è uscita, sarà rimessa in gioco sull'affondo, sull'out di destra di Federico Marchetti, che recupera in questo momento il pallone ma lo perde. Situazione interessante, 3 contro 2, non si intendono gli attaccanti dell'Alitalia. Vadalà può andare al rinvio con le mani, andrà a lungo, palla che spiove, la tocca Pulcini, cerca Ottaviani, colpo di testa di Magionami, non ci arriva Graniero e dunque ancora all'Italia con Bomber Severini, il capocannoniere di questo torneo. Vince un paio di rimpalli, ha sempre la palla in mezzo ai piedi. Mainella alimenta l'azione, interviene Marchetti. Severini, a testa alta, prova il tiro in porta, Magionami di rimpalla alla conclusione, 1 contro 1 adesso. Graniero allarga dall'altra parte, Magionami non può arrivare. L'anticipo di Pulcini, Magionami per Ottaviani che va alla rasoiata, palla che finisce fuori di un niente alla destra di Calcaro, deviata, sarà probabilmente calcio d'angolo. Ravvede la decisione il direttore di gara, sarà semplice rimessa dal fondo. De Santis
alla ricerca di un compagno. Nulla di fatto. Era Andreuccioli il destinatario del passaggio. Destro. Lancio lunghissimo in avanti. Non ci arriva Ottaviani. Palla facile preda di Calcaro. Gimelli. Fase confusa di gara. In impostazione sbagliano tanto le due squadre, che tentano di servire i propri attaccanti con dei lanci lunghi. Pezzo tenta di allargare sulla destra. Marchetti in avanti. Buona la sponda di Graniero. Destro. Va alla conclusione. Palla abbondantemente al lato di un paio di metri alla destra di Calcaro. Un po' di difficoltà all'Italia. Recupera Pulcini. Magionami alimenta l'azione. Destro. Face to face. Un avversario. Palla che arriva a Magionami. In porta, deviato con i pugni. Calcaro si salva. Pezzo mette giù. Pressing dello zio Mauro, che guadagna un tiro dalla bandierina, il primo di questa gara. La deviazione. Calcio d'angolo battuto male dallo zio Mauro. Contropiede all'Italia. In mezzo a 3 avversari. Ci prova Novelli. Nulla da fare. Si trascina il pallone fuori. Pulcini mette giù. Solito lancio lungo. Colpo di testa della difesa. Ospite. Magionami fermato da Gimelli, che serve subito bomber Severini. Un rimpallo favorisce comunque il possesso della squadra in maglia verde. Di testa Graniero in mezzo a 3, prova ad andarsene. Subisce un fallo, calcio di punizione dalla 3/4 campo. Sul pallone c'è Marchetti, che va in porta. La parata di Calcaro. A sorpresa la battuta, non aveva chiesto distanza. Forcing zio Mauro Maccarese in questo avvio all'Italia, completamente rintanata nella propria metà campo. Rimessa lunga in mezzo. Libera con molta fatica. In 2 tempi la fa sua Calcaro, che tiene per il momento a galla i suoi. Lancio lungo, colpo di testa del solito Pezzo. Palleggio dell'Alitalia con De Michele. Non sa chi dare il pallone, preferisce scaricare all'indietro. De Santis ha un po' di spazio, tenta la verticale. Pressato da 3 avversari, subisce forse un fallo. Così è, calcio di punizione dalla parte opposta. Questa volta sarà l'Alitalia ad usufruirne. Sul pallone, neanche a dirlo, c'è Luca Severini. Parte Severini a girare, la parabola perfetta, il vantaggio dell'Alitalia Calcio con il suo capitano e bomber Luca Severini. 0-1. Il gol di Severini a sorpresa, l'Alitalia si porta in vantaggio dopo tanta sofferenza in avvio. Vediamo se ci sarà la reazione dello zio Mauro, che avrebbe meritato il vantaggio dopo i primi minuti di gara. Graniero controlla a fatica, riesce a liberarsi in un primo momento e l'avversario, la palla resta pericolosamente lì. Calcio di punizione difensivo, ha commesso fallo in attacco il numero 9 dello zio Mauro. Gimelli batte curto dove c'è De Santis. Ancora all'indietro, Calcaro in difficoltà, svirgola questo rinvio. Mainella per Gimelli, deve liberarsi in fretta del pallone, lo regala agli avversari. De Santis, la sponda buona dove c'è Novelli.
Grazie. De Michele prova ad andare in avanti, non c'è fallo. Destro, attaccato da De Michele, scarica dove c'è Pulcini, in difficoltà il passaggio sbagliato all'indietro, si invola De Michele, colpo di tacco per Severini, c'è un intervento dell'arbitro. C'è stata forse una gomitata da parte di De Michele. Protestano i giocatori dell'Alitalia, poteva essere davvero una buona chance. Il gioco è stato fermato. Accerchiato il direttore di gara dei ragazzi in maglia verde. Calcio di punizione dunque in favore dello zio Mauro Maccarese. Marchetti sul punto di battuta, andrà probabilmente lungo in area di rigore. Parte il numero 8, parabola lunghissima sul secondo palo Pulcini, colpo di testa di Mainella, attaccato da De Santis irregolarmente, calcio di punizione. C'è il cartellino giallo per Luca Severini. Qualche parola di troppo al direttore di gara, ha ammonito il capitano. Gimelli, palla lunghissima alla ricerca di Andreuccioli. Severini in mezzo a due, controlla perfettamente il pallone, non c'è fallo sul numero 22. Occasione per Graniero che trova il pareggio per lo zio Mauro Maccarese su assist di Luca Magionami. 1-1. Uno a uno dunque qui al Garbaglia. Parte il tiro di Severini, deviato, calcio d'angolo pericolosissimo il numero 22. Si incarica anche della battuta, difende a piano organico lo zio Mauro, palla fuori dall'area, De Santis. Tocco sbagliato di Andreuccioli, anzi era Novelli. Rimessa in gioco con le mani. De Santis, Severini, controllo, due avversari di fronte, si porta la palla sul sinistro, tenta di servire con un filtrante Novelli, palla sporcata e messa in fallo laterale dalla difesa dello zio Mauro. Con le mani Mainella,
in mezzo, stacca pezzo e libera destro alla ricerca di Graniero, l'autore del gol del pareggio. Severini con il tacco, dove c'è Novelli, la scivolata perfetta di Marchetti, anzi era Pezzo il capitano. Calcaro può giocare con i piedi. Quando siamo giunti al 15° minuto di questo primo tempo, il risultato è di 1-1 tra Zio Mauro Maccarese e Alitalia Calcio. De Santis. Da quest'altra parte si fa vedere Mainella. Giro palla con Gimelli. Severini si abbassa e riceve. Attaccato. Ha due avversari davanti. Con l'esterno. Cerca Novelli. Ancora Severini. Palla di ritorno non perfetta. Dunque Pezzo attaccato da Severini. A tu porto col portiere. Severini sbaglia un gol già fatto. Clamoroso. Chiede forse un intervento del direttore di gara. Non c'è fallo. Rimessa per Vadalà. Occasionissima. In pressing Severini. Poteva riportare il risultato in favore dell'Alitalia Calcio. Marchetti. Filtrante in avanti. Il pallonetto di Graniero. Deve alzare in angolo Calcaro. Dalla bandierina, palla in mezzo, Calcaro smanaccia e mette fuori, alimenta l'azione Maggianami, face to face con De Santis, lo colpisce con un tiro. De Santis anticipato, palla sempre al limite dell'area, Graniero a giro ed è un gol fantastico. Lo Zio Mauro Maccarese completa la rimonta 2-1 quando siamo giunti al 17° minuto, doppietta di Graniero. Risponde l'Alitalia Calcio adesso con il solito Severini. Tiro a scendere. In due tempi la fa sua Vadalà. Destro. Adesso lo Zio Mauro. Forte del vantaggio. Ottaviani. Graniero. Pallonetto sul secondo palo. In spaccata. La rimette in mezzo. Pulcini. Non ci arriva nessuno. Dunque De Santis può far partire il contropiede. L'anticipo di Marchetti. Ancora Graniero. Autore di uno splendido gol, quello del 2-1. Subisce fallo. Calcio di punizione dunque per lo Zio Mauro Maccarese che si è portato in vantaggio dopo il gol iniziale di Severini. Doppietta di Graniero. Adesso sul pallone c'è Federico Marchetti. 3 uomini in barriera scelti da Calcaro che vuole sistemare ancora il muro. Si attende soltanto il via libera del direttore di gara che arriva in questo istante. Parte Marchetti, deviato, la palla finisce in rete, 3-1 per lo Zio Mauro Maccarese con una punizione deviata da parte di Marchetti. (3-1) dunque per lo Zio Mauro. Il solito Severini va in porta. Lancio lungo in avanti di Pezzo. Deve uscire Calcaro che con la coscia serve Novelli. De Santis prova a stoppare un pallone difficile. Recupera Pulcini. Ottaviani va direttamente in porta. Palla larghissima. Novelli. De Santis non trova Andreuccioli. Rimessa lunga con le mani. L'anticipo secco di Gimelli. De Santis non trova compagni da servire, trova adesso Mainella. Ottimo l'anticipo di Pezzo che rispedisce il pallone al mittente. Calcaro in difficoltà, subisce fallo. Calcio di punizione per l'Alitalia Calcio nell'area di rigore.
Gimelli di testa prova a servire Novelli dall'altra parte, ci arriva il terzino sinistro dell'Alitalia, ma perde il pallone a favore dello Zio Mauro, che con Pulcini può ripartire. Tenta il cambio di lato, Marchetti completamente errato, rimessa in zona difensiva per l'Alitalia Calcio, sotto 3-1 dopo il vantaggio di Severini su calcio di punizione, la doppietta di Graniero e il calcio piazzato di Marchetti hanno ribaltato completamente la gara. Pezzo col tacco per Destro che si immola e vince un ottimo contrasto. Destro sul fondo, Pulcini, non si intendono i due, poteva essere un'ottima chance, non è riuscito ad andare al cross il numero 16. È entrato nel frattempo anche Balzani per l'Alitalia. Pezzo, palla morbida, il colpo con il petto di Graniero, che forse aveva subito anche un fallo, non è così. Destro, ottimo il cambio di gioco dove c'è Marchetti che avanza, tenta la conclusione deviata, rimessa laterale in favore dello Zio Mauro. Colpo con il petto, poi Destro tenta la conclusione sul primo palo, non si fa sorprendere Calcaro, che era comunque sulla traiettoria del pallone. Balzani, il metronomo dell'Alitalia Calcio, è entrato in questo momento. Occasione Graniero, gioco di gambe fermato dalla difesa Novelli. 3 contro 3, sulla destra Severini, se ne va, viene fermato irregolarmente da Pezzo, anzi da Marchetti, calcio di punizione. Parte Severini a girare, colpisce la barriera, sarà calcio d'angolo. Vuole batterlo subito De Santis, Severini se ne va sul fondo, benissimo, tenta la conclusione sul primo palo, non si fa sorprendere, va da là, ha commesso anche fallo Severini, calcio di punizione difensivo per lo Zio Mauro Maccarese. Sbaglia la gittata. Pezzo dunque sarà rimessa in gioco, subito battuta per l'Alitalia con Gimelli, corto per Balzani, scambia con Mainella, ancora Balzani, non sa a chi dare il pallone, Mainella tenta il giro palla, ha sbagliato il suo passaggio Magionami, di testa Ottaviani, c'è forse un controllo con il braccio, così è, da parte del numero 10, calcio di punizione di cui si incaricherà il solito Severini. Viene ammonito Pulcini che non ha rispettato la distanza. Tre uomini in barriera, scelti da là, parte Severini, direttamente sul muro, ancora Severini, respinge la difesa, fallo in attacco commesso da Andreuccioli, calcio di punizione. Giro palla dello Zio Mauro, solito filtrante in avanti, irraggiungibile per Pulcini. Pochi secondi alla fine di questo primo tempo, che vede lo Zio Mauro saldamente in controllo della gara per 3-1. Balzani, all'indietro per Gimelli. Ancora Balzani. C'è poco movimento senza palla da parte dell'Alitalia e dunque recupera lo Zio Mauro. Ottaviani per Pulcini,
si sovrappone destro, preferisce andare dall'altra parte, sbagliando. Andreuccio lì, Severini, 1 contro 1, rientra. Ancora Severini, passa sul sinistro, lo prova. Con i piedi va da là, calcio d'angolo. 2 minuti di recupero concessi dai giudici di gara. Severini può andare corto, dove c'è Balzani, ancora Severini. Attaccato da dietro. Interviene l'arbitro che comanda calcio di punizione. D'astuzia se l'è guadagnato Severini, che ha aspettato la spinta dell'avversario, che è puntualmente arrivata giusta la punizione decretata dal direttore di gara. Parte il solito Severini, corto dal fondo. Balzani, rimpallato in calcio d'angolo, ha provato lo schema e l'ha battuta a sorpresa l'Italia Calcio. Questa volta alla battuta va Balzani, fuori aria Severini, chiede il pallone che arriva in questo momento, recupera lo zio Mauro, rinvio di Graniero. Prova a mantenere il pallone in campo Calcaro, lo fa bene ma deve rilanciare subito in avanti con il tacco Magionami, attaccato a sua volta da De Santis. Solito campanile, palla che spizza. De Santis arriva a Severini, attaccato da 2 avversari, non c'è fallo, soltanto rimessa in gioco con le mani De Santis per Balzani. Manca poco alla fine del primo tempo. Gimelli di testa, non è preciso. Ottaviani, Graniero il velo per nessuno, spreca un'ottima chance lo zio Mauro. Finisce comunque qui il primo tempo, in vantaggio i padroni di casa in maglia bianco-celeste per 3-1. Sta per riprendere la gara con il fischio del secondo tempo. Squadre schierate a campi invertiti. Lo zio Mauro Maccarese attaccherà da sinistra a destra in questo secondo tempo. Prova direttamente il tiro in porta. Marchetti, palla altissima. Risponde come detto da destra a sinistra l'Italia Calcio in maglia verde. Novelli all'indietro per Balzani, che giocherà in questa ripresa forse da... no, come al solito in cabina di regia centrale di centrocampo. Pulcini, tocco all'indietro per destro, non è preciso il suo cambio di lato, arriva comunque Marchetti in mezzo. L'intervento di Gimelli, che può andare alla ricerca di Severini. La spizzata del numero 22 non ha buona sorte. Comoda l'uscita di Vadalà. Pezzo allarga sulla destra per Marchetti. Pallonetto alla ricerca di Graniero con il petto attaccato da Gimelli. Non trova il pallone. Sarà rimessa in gioco con le mani. Ma il numero 33. L'ultimo a toccare è Novelli. Sarà rimessa questa volta per lo zio Mauro. Graniero attaccato da Gimelli. Entra in area Pulcini. Sul fondo Calcaro con le mani. Sbaglia il disimpegno Gimelli. Allora Magionami. Ottaviani vince il rimpallo. Libera De Santis. Pezzo di testa. Appoggia all'indietro, dove può intervenire con le mani. Va da là. Campanile lunghissimo. Colpo di testa all'indietro pericoloso. Infatti c'è l'autogol di Gimelli. Clamoroso. 4-1 per lo zio Mauro Maccarese. Severini come al solito la battuta diretta in porta. Larghissimo il suo tiro. Controlla la traiettoria. Va da là. Lo zio Mauro ha preso il largo. 4-1. Autogol clamoroso di Gimelli. Novelli sbaglia completamente il cambio di lato. Frastornato
dal quarto gol dei padroni di casa, l'Italia. Una montagna da scalare per i ragazzi in maglia verde. Magionami, triangolo perfetto con Graniero, l'intervento di Calcaro che dice di no al 5-1. Gimelli, fronte alta, palla lunga in avanti, Severini sconsolato, non può arrivarci. Severini prova a disturbare il disimpegno. Guadagna un fallo laterale in zona offensiva. Mainella, ancora Severini, accerchiato da 3 avversari, scarica per Balzani, triangolo buono. Meno lo stop di Severini che poi prova il pressing feroce per recuperare il pallone. Fallaccio di Severini su Marchetti. Si è ristabilito Marchetti alla battuta del calcio di punizione Pezzo. Lunghissimo il suo pallone che finisce in fallo laterale dall'altra parte del campo. Mainella, non arriva Balzani e allora Magionami ha un'occasione, il destro è svirgolato. Gimelli dopo l'autogol cerca il lancio in avanti, destro interviene di testa e ferma tutto. Un altro campanile, Pezzo pensa al tiro, lo prova, palla alle stelle. Gimelli si avventura in un dribbling di troppo, scarica saggiamente per Mainella, cambio di lato, non arriva Novelli e allora Marchetti la spara dall'altra parte, addirittura fuori dal campo. Balzani non trova Severini, recupera De Santis, Severini attaccato alle spalle, non c'è fallo di destro. Dunque Ottaviani preferisce appoggiare comodamente a Pezzo, che pensa forse ancora alla conclusione. Va lui con il destro, in 2 tempi Calcaro fa sua la sfera. Gara non spettacolare in questo avvio di ripresa. Il 4-1 dello Zio Mauro Maccarese ha notevolmente abbassato i ritmi. Adesso c'è un'ottima chance, 1 contro 1, Ottaviani sul fondo dalla destra, tenta il passaggio all'indietro per Magionami, non arriva perché c'è l'intervento di De Santis che poi innesca Severini, passaggio lungo sul quale può arrivare Vadalà. Campanile con il tacco Graniero, Ottaviani, è un gol fantastico dello Zio Mauro Maccarese che trova il gol del 5-1. Time out richiesto dall'Italia Calcio.
Riprende il match Severini, il solito in tiro in porta, deve volare e vada là a mettere in calcio d'angolo. Subito Severini alla battuta, scambio con Balzani. Cambio di lato, dove può ricevere De Santis. Attaccato da Ottaviani, De Santis deve tornare indietro. È lui l'ultimo uomo adesso. Si fa vedere Severini. Vince il rimpallo con Marchetti. Ancora Severini. Scalciato da dietro. Calcio di punizione. Vince 2 rimpalli De Santis, viene poi fermato, recupera il numero 19 per Severini. Va giù Severini, non c'è fallo al limite dell'area. Rimessa in gioco, non è dal fondo. Mainella con le mani. Si fa vedere. Recupera palla. Graniero. Ottaviani, 1 contro 1 con Gimelli. Ottaviani, serie di finte. Scarica dall'altra parte. Il destro altissimo di Pulcini. Anzi, era Magionami. Lunga palla di Gimelli, interviene Pezzo. Magionami. Da quest'altra parte c'è l'inserimento di Marchetti, ancora Magionami. Graniero, face to face con Gimelli, all'indietro Pulcini, davanti alla porta, è solo. L'intervento di Gimelli pulisce l'azione. Direttamente fuori Marchetti. Gimelli, cambio di lato. C'è Severini che stoppa con il petto, mette giù, attaccato da Marchetti. Severini, attaccato. Deve scaricare all'indietro dove c'è Mainella. Stoppa De Santis. Serve poi Severini che si gira benissimo. Semina un paio di avversari, ancora Severini. Non c'è lo scarico a destra. Perde palla il numero 22. Ottaviani può mantenere il pallone in campo e avviare l'azione offensiva. Anticipo di Mainella. Marchetti protegge il fallo laterale e serve all'indietro con le mani Capitan Pezzo. Marchetti in avanti. Gimelli, c'è fallo in attacco da parte di Graniero, subito battuto il calcio di punizione a palla in movimento, dovrà ripetersi l'esecuzione. Gimelli allarga allora per Mainella. Andreuccioli perde la palla e favorisce la rimessa in gioco di destro. Da quest'altra parte Marchetti pensa per un attimo al tiro, poi lo prova. Palla larghissima. Calcaro con le mani, serve corto Gimelli. Rimessa in gioco invertita, sarà lo zio Mauro Maccarese ad andare con le mani, ancora controfallo.
Gimelli alla rimessa, Balzani mette giù e scambia ancora con Gimelli, sbagliato il suo passaggio, può andare Graniero che va al tiro, deviato, sarà calcio d'angolo. Alla battuta Ottaviani, Marchetti dalla distanza, palla altissima ancora una volta. Balzani, lancio lungo alla ricerca di Severini, stacca di testa pezzo, Andreuccioli tenta il tiro al volo, palla altissima. Riparte dunque lo zio Mauro, forte del vantaggio per 5-1. Vada là, va alla ricerca di Ottaviani che non può arrivare su questo pallone lunghissimo. Sarà ancora rimessa con le mani per l'Italia Calcio. Recupera Graniero che non supera però Gimelli. Ottimo l'intervento difensivo e il disimpegno. Subisce un colpo al volto Graniero. Marchetti di controbalzo in due tempi. La fa sua Calcaro. De Santis. L'anticipo ancora una volta di Marchetti che si sovrappone. Poi sulla destra Magionami. Graniero, il triangolo per Pulcini sul secondo palo. Ottaviani trova il gol del 6-1, prende in largo lo zio Mauro Maccarese con il numero 7. Sei a 1 dunque per lo zio Mauro che dilaga in questo secondo tempo. Può riprendere la gara dopo il 6-1 siglato da Ottaviani. Batte l'Italia con Severini in porta. La palla sbatte davanti a Vadalà che va in calcio d'angolo. Alla battuta Balzani. Palla sul secondo palo dove non c'è nessuno. Scoraggiata l'Italia Calcio.
Spazi larghissimi ora per lo zio Mauro Maccarese. Magionami, sulla sinistra Pulcini. Cambio di lato, Ottaviani, ancora per Magionami. Sbaglia il controllo De Santis, subisce il fallo, intervento irregolare di Magionami. Severini, fallo di Marchetti. Alla battuta del calcio di punizione, Severini. Tre uomini in barriera, parte Severini con l'esterno, palla che scende ma non abbastanza per infilarsi sotto l'incrocio dei pali. Time out richiesto dallo zio Mauro Maccarese. Fischia in questo momento l'arbitro. Vada là corto con le mani per pezzo in verticale per Ottaviani. Magionami può gestire il possesso di palla ora lo zio Mauro Maccarese, forte del grande vantaggio. Calcaro, intervento irregolare da parte di Ottaviani probabilmente. Rimane giù il portiere, calcio di punizione fischiato per l'Alitalia Calcio. Calcio di punizione battuto da Gimelli. Dall'altra parte Mainella, sotto la panchina dell'Italia. Filtrante intercettato da Pulcini. Allora Magionami pensa alla conclusione, la prova. Tiro strozzato che finisce ampiamente al lato della porta, difesa da Calcaro. All'impostazione De Santis, lascia a Balzani, largo per Gimelli. Vediamo se andrà alla consueta battuta lunga. C'è poco spazio. Con il tacco tenta l'intervento Andreuccioli, destro, gli sporca la palla che finisce in fallo laterale. Severini, di fronte a sé due avversari, perde il pallone, distratto il numero 22 Ottaviani.
forse restituisce il pallone. Gimelli, tra le linee Severini, cerchio di centrocampo, tenta il dribbling, 2 contro 2, Magionami in porta, la parata di Calcaro, ancora tiro dalla bandierina. Battuto corto, Magionami, in mezzo il pallone, dall'altra parte destro non può arrivare, rimessa laterale che verrà battuta da Mainella. Non ha compagni da servire, preferisce allora cambiare lato dove si fa vedere Gimelli, attaccato da Ottaviani. Gimelli non sa a chi dare il pallone, Gimelli trova rifugio in De Santis. Severini sull'out di sinistra, tunnel Ottaviani, dall'altra parte Mainella, con le mani corto dove può ricevere Andreuccioli, attaccato da dietro, da destro, che gli mette il pallone in fallo laterale. Mainella, Severini, attaccato come al solito da 3 avversari. Il rimpallo favorisce lo Zio Mauro, rimessa in gioco quando siamo sul risultato di 6-1. Graniero fischia alla fine il direttore di gara, vince lo Zio Mauro Maccarese in rimonta dopo lo svantaggio firmato dal solito Severini. Arrivano 6 gol per i biancocelesti, che ottengono 3 punti importantissimi e si portano a 29 lunghezze in classifica.